Benvenute e benvenuti a questo evento speciale del ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Un evento speciale che nasce dalla partnership tra l'azienda agraria Antonio Servadei e il CUG dell'Università di Udine, a consolidamento e rafforzamento del progetto di agricoltura di comunità. Un progetto portato avanti da un po' di tempo dall'azienda agraria insieme all'Ateneo. Un progetto di cui oggi presentiamo i frutti, è proprio il caso di dire i frutti, perché parleremo di uve e parleremo di vini. Allora, per cominciare, cedo la parola al nostro magnifico rettore. Prego. Grazie Valeria, buongiorno a tutti. Sì, è stato detto che questa è un'iniziativa che si colloca già in una serie di iniziative che sono molto importanti relative a questo ciclo di webinar. A me poi fa particolarmente piacere presentare questa iniziativa che si colloca nell'ambito della cosiddetta agricoltura di comunità, e poi si parli del vino. Non perché ovviamente sia sono solo un consumatore finale, per carità di Dio, ma credo che sia molto importante come argomento, peraltro che è molto in voga presso il nostro Ateneo, e che, se devo dire la verità, ha sia attività forte, consolidata di formazione alle spalle. Ricordiamo il corso di viticoltura e enologia, che insomma ormai è storico a livello nazionale ed anche con grande impatto internazionale, sia attività di ricerca. Insomma, non dimentichiamo che, fra l'altro, proprio partendo dall'azienda agraria è nata il sequenziamento del genoma della vite, e poi per arrivare fino ad oggi a gustare il vino di vigneti resistenti alle malattie. Quindi è un momento anche per ringraziare tutti coloro che danno il loro contributo a questo tipo di attività, che naturalmente non sono solo le persone dell'azienda o quelle che parleranno dopo, ma insomma mi piace ricordare il professor Testolini, il professor Morgante e mille altri che hanno dato contributo a questo tipo di attività, il professor Zironi, e hanno reso questo argomento proprio un argomento, la viticoltura e l'enologia, trainante della nostra università. Però poi c'è anche la fase della divulgazione, della condivisione, del benessere del nostro Ateneo. Ecco perché saluto questa interazione, come ha ricordato Valeria Filì, che non è a caso presidente del nostro Comitato Unico di Garanzia, come un'iniziativa che mette insieme le diverse parti dell'università, dà valore, valorizza anche la nostra azienda agraria, che è un fiore all'occhiello, un laboratorio a cielo aperto del nostro Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Quindi un evento in cui si fonda la didattica, la ricerca, la divulgazione della conoscenza, il benessere, il senso della comunità di cui abbiamo estremamente bisogno in questo periodo. A me fa venire in mente qualcosa che magari non sarà originalissima, ma in vino universitas, con questo che vorrei battezzare sostanzialmente questo webinar, che ascolterò naturalmente con grande interessata attenzione. Grazie, grazie magnifico per le tue parole, e ora passo il testimone ai veri protagonisti della storia, cioè coloro che tu hai già citato, con la loro intuizione, con la loro ricerca, con la loro dedizione, con la loro fatica e la loro determinazione, hanno proprio fatto il vino. E cedo con vero piacere il testimone e la parola al direttore dell'azienda agraria, il professor Edi Piasentier. Prego. Grazie professoressa Filì, grazie Valeria per il contributo che hai dato a questa iniziativa dell'università, che ben si inserisce, come è stato detto, nelle attività non solo dell'azienda agraria Servadei, ma anche del Comitato Unico di Garanzia, considerata la sua azione, la sua attività per promuovere il benessere di chi lavora in università. Inizio, come si vede da questa slide, presentando l'azienda agraria del nostro Ateneo, che è intitolata ad Antonio Servadei,
un agronomo e un entomologo di fama internazionale che è stato appunto il primo rettore del nostro Ateneo. L'azienda Servadei, come vedete in questa diapositiva, ha 2 sedi, che sono 2 gioielli ambientali veramente preziosi. Uno inserito proprio in città, nel quartiere Sant'Osvaldo, e l'altro a Pagnaco. L'azienda fornisce, come è stato anche in parte già detto, servizi, supporto, concorre alla realizzazione di quelle che sono le missioni fondamentali dell'università: ricerca, la didattica, il trasferimento tecnologico nel campo agroalimentare. Tutto questo viene fatto in collaborazione con i docenti e i ricercatori del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, al quale apparteniamo, e grazie appunto al lavoro dei tecnici e degli operai dell'azienda agricola. Nella sede di Sant'Osvaldo, cominciamo con questa, quindi a presentarlo, come potete vedere da queste immagini si svolgono delle attività di coltivazione, di difesa, di miglioramento genetico e anche di conservazione delle piante, sia erbacee che da frutto, e tra queste appunto anche della vite di cui oggi parliamo. C'è un edificio tecnologico dove è attiva una malteria per la filiera della birra, una cantina sperimentale, vinificazioni, e poi un oleificio. Però oltre a queste attività, nella sede di Sant'Osvaldo c'è una cosa speciale che potete visitare tutti, e che è un tumulo protostorico di grande valore archeologico, che è stato riportato alla luce dai colleghi del Dipartimento del DIU, di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Ecco, la sede di Pagnaco invece è un centro per la zootecnica, per l'acquacoltura e la gestione e cura della fauna selvatica. Ospita il centro di recupero e coordinamento regionale che è dedicato appunto alla fauna selvatica. Nel centro aziendale poi è presente, lo vedete qui, un moderno impianto per l'acquacoltura. Ci sono poi i prati stabili, i pascoli, i boschetti, dove alleviamo pecore, vacche, daini e cavalli, tutti in forma estensiva, cioè al pascolo. L'allevamento e la cura degli animali è finalizzato ovviamente alla didattica, ma anche alla ricerca, perché l'azienda Servadei è uno stabilimento utilizzatore, come si dice, cioè è autorizzata dal Ministero della Sanità a svolgere e quindi ad ospitare ricerche sui pesci, sui ruminanti e anche sulle nutrie. Penso che siamo da questo punto di vista i soli in Europa. Ecco, l'azienda poi ha anche una modesta ma significativa attività di produzione agricola, classica diciamo, che esercitiamo sui terreni che non sono direttamente impegnati anno dopo anno nella sperimentazione. Ci sono diverse coltivazioni dalle quali otteniamo anche dei prodotti che qui vediamo, no? E che vendiamo appunto direttamente a Sant'Osvaldo: il succo di mela, la birra dell'università, frutta e ortaggi, tra cui primeggiano le zucche, e poi anche il miele, perché in azienda ci sono gli alveari curati dai colleghi che gestiscono il laboratorio apistico regionale. Allora voi adesso vi starete chiedendo: ma che cosa ci state proponendo di nuovo oggi? Ecco, quest'anno, in collaborazione con il sostegno dell'Ateneo, abbiamo sviluppato un progetto di agricoltura di comunità, con il quale, oltre alla sperimentazione, l'azienda si propone di produrre, in quantità che sono molto superiori rispetto al passato, alimenti e bevande sani, buoni e sostenibili, a favore della nostra comunità universitaria, come comunità di autoconsumo, e quindi a prezzi molto vantaggiosi, come vedremo dopo, per il vino. La novità quindi è questa: produrre per l'autoconsumo del personale dell'università. A Sant'Osvaldo, del resto, come vedete, sono anche attivi gli orti di Ateneo, che voi, il personale dell'università, potete coltivare, no? A vostro uso e consumo. Ecco, nell'ambito di questo progetto di agricoltura di comunità
La giornata di oggi è dedicata, come ci ha detto anche il Rettore, alla presentazione del vino dell'Università, che è il prodotto nuovo di quest'anno. Si tratta in realtà di 2 vini che sono ottenuti dalle vine coltivate, dalle uve che sono coltivate a Sant'Osvaldo. Quello che appunto abbiamo denominato, lo vedete qui, vino dell'Università, è un Pinot grigio che vi offriamo in bag in box da 5 litri. È un ottimo vino di buona qualità che oggi addirittura è in offerta di lancio, sarete sbalorditi dal prezzo che sentirete fra poco. A questo si affianca l'oro dei patriarchi in bottiglia, che è ottenuto dalle varietà resistenti alle patologie, alla peronospora e all'oidio. Quindi sono viti che si ammalano di meno delle altre e quindi sono sostenibili perché richiedono meno trattamenti delle altre. Sono stati vinificati questi vini in collaborazione con l'azienda Forchir e non a caso, perché Gianfranco Bianchini e sua figlia Giulia, che poi ci parlerà della sua attività, hanno investito la loro capacità imprenditoriale, la loro maestria di viticoltori in Friuli proprio sulle varietà resistenti, come noi, come ha detto prima il magnifico Rettore, perché questi vitigni sono stati selezionati dai ricercatori del nostro Ateneo. E non a caso poi sono stati appunto coltivati a Sant'Osvaldo, nella Servadei. Dal prossimo anno a questi vini che oggi vi offriamo si aggiungeranno degli altri, sempre di vitigni resistenti, saranno rossi e biologici. Li abbiamo impiantati quest'anno. Ecco. Comunque quello che veramente mi preme sottolineare è, come è stato detto anche prima, il valore comunitario del progetto di agricoltura di comunità e del vino dell'Università. Nel periodo Covid che stiamo vivendo lavoriamo a distanza, ci incontriamo raramente di persona. Il video ci connette, è chiaro, no? Lo stiamo verificando anche adesso. Lo schermo collega le persone, ma allo stesso tempo crea distanza, no? Rende difficile la condivisione, soprattutto la condivisione appunto empatica delle emozioni. Ecco, attraverso la proposta di agricoltura di comunità, l'azienda agraria, noi, il personale della Servadei, ci proponiamo certamente di produrre un vino sano, buono e sostenibile, ma soprattutto ci preme condividerlo con voi, con il personale dell'Ateneo, per rafforzare la rete che collega la nostra comunità universitaria, per rinsaldare i legami tra tutti i suoi appartenenti. L'agricoltura per la comunità universitaria vuole cioè essere uno strumento che contribuisce a consolidare la nostra identità, ad accrescere appartenenza e di solidarietà anche in un periodo che è complicato come questo in particolare. Quindi, per concludere, ecco, è uno strumento, no, che serve a costruire una UNIUD inclusiva, come dice appunto questa slide. Ecco, con questo io ho chiuso il mio intervento, però prima di finirlo, quindi possiamo anche chiudere con la presentazione, vorrei dire che lo spirito di comunità lo abbiamo già vissuto, organizzando la distribuzione del vino dell'Università in questi giorni. Abbiamo apprezzato la vicinanza del dottor Di Silverio, il direttore generale, che è anche l'ispiratore del vino dell'Università. L'impegno della sua segreteria e di quella del rettore, dei colleghi di tutti i servizi dell'Ateneo, amministrativo, operativo, logistico, delle portinerie che distribuiranno il vino, della comunicazione. Tutti si sono dedicati e anche appassionati per trovare e applicare le migliori soluzioni per la gestione della distribuzione, appunto. A tutti, e con questo concludo, un grazie di cuore. Grazie a te, Edi, che hai fatto il regista di tutto questo. E la parola passa a Moreno Greatti, che ci deve raccontare qualcosa dell'uva. Buongiorno, niente, io sono Moreno Greatti e sono il referente qua in azienda per il settore delle colture arboree e quindi vite inclusa. Brevemente volevo solo dire
volevo un attimino spiegare un po' com'è la situazione relativa alla vite in azienda. Dunque, attualmente ci sono in produzione poco meno di 2 ettari di vigneto, 1,5 ettari è di Pinot Grigio e poco meno di mezzo ettaro di Flortai e Sorelli, che sono 2 selezioni di Friulano costituite dai ricercatori dell'Università di Udine. Intanto state vedendo alcune foto che corrono da sole sulle vigne appunto dell'università. Diciamo che per quanto riguarda l'obiettivo, il filo conduttore è quello di riuscire a produrre dell'uva riducendo per quanto possibile l'utilizzo di prodotti fitoiatrici. Quindi un occhio va sempre su questo argomento. La forma di allevamento che utilizziamo per la vite mira soprattutto alla produzione di uve di qualità, chiaramente non escludendo la quantità, e ovviamente anche alla meccanizzazione che in qualche modo abbatte i costi di produzione. Per quanto riguarda la gestione delle malattie, che è un po' il punto focale della coltivazione della vite, ovviamente la questione fondamentale sono i trattamenti. La vite richiede tanti trattamenti, questo lo si sa, e quindi anche la gestione delle malattie è una cosa abbastanza particolare. Dunque, in genere la gestione la facciamo ovviamente sulla base delle variabili meteorologiche. I patogeni, i funghi, come sapete, si sviluppano bene con l'umido, quindi un occhio va dato appunto alle condizioni meteo. Utilizziamo anche dei modelli previsionali di evasione dei patogeni, evasione dalle foglie, quindi quando si vedono le malattie, e questo proprio per riuscire a intervenire con tempestività. Ovviamente vanno considerate anche le caratteristiche dei fitofarmaci, quindi senza entrare troppo nel dettaglio, ci sono dei fitofarmaci che durano di più, dei fitofarmaci che durano di meno, che penetrano nelle foglie oppure che non penetrano. Quindi ecco, sulla base di queste caratteristiche scegliamo il fitofarmaco da utilizzare. In questo modo si riesce a lavorare bene, nel senso si riesce a ridurre l'utilizzo di fitofarmaci, quindi a limitare l'uso a limitare i trattamenti. Ecco, altra questione fondamentale sono le osservazioni di campo, sempre nell'ottica di ridurre i fitofarmaci, quindi periodicamente effettuiamo dei controlli relativi alla presenza di fitofaci dannosi e se dobbiamo intervenire, interveniamo solo al superamento della soglia di intervento, quindi non quando si vede una bestiolina che gira. Quindi utilizziamo delle trappole a feromoni per le tignole della vite, facciamo i campionamenti di foglie per quanto riguarda gli acari, per esempio. Sempre nell'ottica di limitare l'uso di prodotti fitoiatrici, la gestione delle malerbe nel sottofila viene effettuata in modo meccanico. In questo modo si riesce a eliminare l'uso del famigerato glifosate di cui si sente molto parlare in questi tempi qua. L'interfila, cioè lo spazio che c'è tra i filari, è inerbito. L'inerbimento ha molteplici vantaggi. Innanzitutto evita il compattamento del suolo, ma soprattutto favorisce l'instaurarsi di un'entomofauna, cioè di insetti che in qualche modo vi vanno a combattere, a mangiare gli insetti dannosi. Inoltre lo sfalcio costante dell'erba presente nell'interfila consente un utilizzo minore di prodotti fertilizzanti. Ecco, quindi anche i concimi vengono dati in modo più razionale.
nell'ottica di risparmiare acqua, perché bisogna considerare anche l'acqua. I vigneti dell'azienda sono irrigati con un sistema di irrigazione a goccia sotterraneo. Questo sistema, oltre a ridurre l'uso di acqua, bene molto prezioso, evita anche la bagnatura della foglia e quindi l'instaurarsi di malattie. Niente, così coltiviamo l'uva per tutta la stagione e alla fine, circa 20 giorni prima della prevista raccolta, vengono effettuati dei controlli con cadenza almeno bisettimanale, dei controlli sull'uva per valutare le caratteristiche chimiche e quindi decidere qual è il momento opportuno del trattamento. Ecco, come è già stato preannunciato dal professor Piasentier, nel 2021 entrerà in produzione un nuovo vigneto della superficie di circa 1 ettaro, che è stato messo a dimora nella primavera 2020. Questa vigna sarà a conduzione biologica, quindi sarà una vigna bio. Ci sono poco meno di 1 ettaro, e questo ettaro è stato suddiviso in 3 parti, più o meno uguali, dalla superficie uguale. In una parte è stata messa a dimora la varietà Eidos, che è diciamo una selezione di Cabernet, la varietà Nepis, che è una selezione di Sauvignon, e la varietà Cantus, che è una selezione di Merlot. Quindi questi saranno i vini futuri che l'azienda Servadei produrrà per la comunità universitaria. Io ho finito. Benissimo, grazie a Moreno Greatti. E adesso vorremmo sentire il punto di vista di chi proprio il vino lo ha fatto, quindi dell'azienda agricola Forchir. Se c'è in collegamento Giulia Bianchini. Giulia? Buongiorno, mi sentite? La sentiamo benissimo, Giulia, però non la vediamo. Vuole tentare di comparire, vedere se riusciamo a tenere... ecco sì, così adesso la vediamo e tutti la possono vedere. Quindi l'azienda agricola Forchir, le cedo la parola così ci racconta lei di questa azienda, di questa gestione padre-figlia, di questo passaggio di testimone. Magari se Gianni o Moreno per cortesia tolgono le slide sul vino dell'università che abbiamo visto prima, ecco, perfetto. Prego Giulia. Beh, il mio intervento sarà veramente breve, in quanto io vi porto i saluti appunto di tutta la Forchir, che è un'azienda di cammino al tagliamento condotta da me e mio papà, appunto, che purtroppo non è potuto essere qui con noi, ma diciamo che lui è il deus ex machina per quanto riguarda la viticoltura e l'enologia. Io mi occupo più dei mercati, dell'estero e del marketing. Comunque ci tenevo a dirvi che è stata una bellissima collaborazione, veramente importante da ogni punto di vista. Le uve che da noi sono arrivate, che abbiamo avuto l'onore di vinificare, erano veramente sane e quindi è stato anche facile poi alla fine creare un prodotto che io ho già assaggiato in anteprima e devo dire che l'Oro dei Archi è veramente un vino elegante, sapido, ma soprattutto mi è piaciuto quello che ha detto il prof Piasentier, un vino sano, buono, sostenibile. Ecco, per noi sono dei valori che condividiamo tantissimo appunto con l'azienda agraria dell'università. Forchir è un'azienda che ha più di un secolo di storia, ma soprattutto negli ultimi decenni si tantissimo su quello che è la sostenibilità, soprattutto ambientale, perché ci sono diversi tipi di sostenibilità a 360 gradi, ma soprattutto quella ambientale per noi è fondamentale. Noi abbiamo tantissimi ettari, noi abbiamo 250 ettari, quindi anche per questo è fondamentale appunto perseguire appunto questi valori di sostenibilità. Quindi noi applichiamo diverse misure su tutta la tenuta. Per esempio c'è la misura riguardo l'SQNP, che è appunto
praticamente è un disciplinare, scusate non mi veniva la parola, un disciplinare volontario che noi abbiamo applicato a tutto il vigneto e che serve appunto a dire guarda, dimezza i fitofarmaci, escludi completamente erbicidi diserbati, cerchiamo di non fare sprechi di acqua, quindi abbiamo coperto tutti i vigneti con la lagociolante, che appunto è una misura che serve appunto a non sprecare acqua quando c'è necessità di bagnare a settori il vigneto, quando c'è un po' di siccità d'estate, senza appunto allagare come si vede ogni tanto in giro. Il punto finale di tutto questo, il più importante, mi sento di dire che appunto è stata la coltivazione dei vitigni resistenti, che è appunto una novità perché sono meno di 5 anni che li coltiviamo. E prima di tutto abbiamo creduto nei bianchi, abbiamo seguito tutto lo sviluppo che c'è stato con l'Università di Udine, perché è un prodotto che è stato studiato per decenni fondamentalmente, e quindi noi abbiamo studiato e tenuto d'occhio tutte le microvinificazioni fin quando abbiamo detto ok, il prodotto è veramente valido, e ci abbiamo creduto, ma non per prova, ci abbiamo creduto subito, abbiamo messo subito 8 ettari di vigneto a Flertai, Sorelli, eccetera. Insomma, abbiamo messo 2 Tokai e 3 Sauvignon resistenti. Ci hanno dato soddisfazione da subito e quindi adesso addirittura abbiamo piantato anche dei rossi, un totale di quasi 20 ettari di vitigni resistenti. Adesso abbiamo messo Merlot e Cabernet, non chiedetemi i nomi perché hanno questi nomi difficilissimi da ricordarsi. Noi vinifichiamo appunto in blend, sia il bianco che anche il rosso faremo un blend. Il nostro bianco si chiama Ethos, il nome appunto ricorda l'etica, appunto perché secondo noi il vigneto è un vigneto etico, proprio perché, come già stato detto prima di me, i trattamenti sono quasi zero, a parte quello obbligatorio per lo Scafoideus e pochi altri, dipende dall'annata. Praticamente nel vigneto si entra un paio di volte con il trattore, si entra una volta per rasare l'erba e una volta per vendemmiare, quindi è un vigneto veramente, cioè si vede proprio la differenza a occhio nudo, è un giardino, c'è una fauna incredibile che lo popola, è bellissimo, noi ci crediamo tantissimo, secondo noi sarà il futuro della viticoltura. Poi vedremo cosa ci riserverà insomma il futuro, ma insomma. Grazie Giulia per questa testimonianza, ringrazi anche suo padre che sappiamo oggi essere impegnato anche a causa del tempo. Abbiamo la prima nevicata e quindi l'evento è ancora più speciale, però c'è qualche come dire, imprevisto poi, no? Che si crea. E allora la ringraziamo molto e a questo punto passo la parola a Gianni Tassan che ci racconta un po' come dobbiamo fare per avere questo vino. Prego Gianni. Ecco la presentazione, quindi mi sentite? Mi sentite? Tutto ok, vai avanti. Ok, va bene. Allora, i vini sono stati già nominati, è stato riepilogato il percorso che ha portato ai vini, quindi c'è tutto il percorso ciclico, abbiamo visto nel vigneto, no? Nel vigneto è un ciclo continuo, quando si è finito si ricomincia. E è così la realtà. Adesso i vini sono arrivati. Anche stamattina un nostro collega è andato all'azienda Forchir e ha trasportato un carico di bottiglie, quindi il vino c'è. A questo punto, quindi abbiamo i 2 vini, il Pinot Grigio nella confezione bag in box e l'Oro dei Patriarchi nella confezione in bottiglia. Il bag in box viene proposto al personale a 10 euro al bag in box, che a 5 litri, che è già un prezzo veramente di favore, ma per lanciare l'iniziativa e in vista delle festività natalizie addirittura viene proposto al 50%, ovviamente una tantum, una confezione per dipendente.
L'Oro dei Patriarchi, anche questo è un vino veramente buono, l'abbiamo assaggiato ieri, e viene proposto a 3 euro alla bottiglia al personale, ed è veramente un'offerta super speciale. Dove acquistare? Per acquistare è semplice, come tutti i prodotti dell'azienda agraria ci si può rivolgere alla sede di Sant'Osvaldo, dove ci troviamo noi, si può pagare in contanti, con bancomat, con tutti i mezzi, tutti i mezzi di pagamento ordinari, insomma, ormai. Però per il personale di ruolo, purtroppo per motivi oggettivi è stato possibile farlo solo per il personale di ruolo, per i quali è possibile l'addebito sullo stipendio. È stato attivato un servizio di prenotazione online. Quindi per fare questo si va sul sito dell'azienda agraria e ci sono 2 possibilità, come di solito nei siti di acquisto, o nel banner dove c'è scritto vino dell'università, si clicca lì e si entra nel passo successivo, oppure nella prenotazione e vendita dei prodotti. A questo punto verrà chiesto di compilare un form con i dati personali, se serve si utilizzano le credenziali della posta elettronica, e dopodiché si passa, come sempre negli acquisti online, diciamo, anche se questo non è un acquisto online perché è riservato solo al personale dell'università, si procede con la scelta dei prodotti, quindi a caricare il proprio carrello, diciamo, e da qui poi si sceglierà anche la sede del ritiro, perché in questo caso viene offerto anche un sistema di distribuzione, è stato organizzato, o almeno noi ci proviamo a distribuirlo nelle principali sedi universitarie, con il supporto delle portinerie, come è già stato detto. Quindi si sceglierà la sede e la data del ritiro. A questo punto ci sarà un riepilogo sia nel sito, e sia poi alla fine il dipendente riceverà alla sua mail un riepilogo e anche un promemoria, così si ricorderà di presentarsi a ritirare il prodotto. E il pagamento, appunto, c'è tutta una problematica dietro, per cui si è evitato di maneggiare soldi nelle portinerie, che sarebbe tra l'altro impossibile, e quindi viene fatto con l'addebito sullo stipendio, e quindi è molto semplice. Ovviamente per il personale non di ruolo questo purtroppo non è possibile, però la possibilità è l'acquisto presso l'azienda. A questo punto il vino c'è. Io voglio ringraziare tutti quanti hanno collaborato all'iniziativa, che sono veramente tanti, e quindi da oggi il vino è disponibile. Vi aspettiamo. Io ho finito. Grazie, grazie, anche una bella notizia dire che il vino c'è, visto che abbiamo fatto l'evento di presentazione, come dire, ci rassicura. No, sto scherzando. E volevo anche dire questo: prima ho fatto la battuta su Renato Spoletti, ma scherzavo ovviamente, siamo noi, come vedi Renato, che siamo un po' l'armata Brancaleone, e quindi siamo anche un po' imbranati con i computer, per cui ci perdoneranno quelli che ci rivedranno poi successivamente su Play Uniwood. E voglio ricordare che questo webinar è registrato perché andrà su Play Uniwood, quindi comodamente si potrà rivedere come si rivedono tutti i vari talk del ciclo Così diversi, così uguali. E adesso, con vero piacere, cedo il testimone al direttore del Dipartimento di 4A, il professor Paolo Ceccon, che dovrebbe comparire e che modererà adesso la sessione, quella dedicata proprio ai talk su il vino e dintorni. Grazie, direttore. Grazie Valeria, grazie, buongiorno a tutti, un saluto molto caloroso. Beh, anch'io sono molto tranquillizzato dall'affermazione di Gianni, cioè quando ha detto il vino c'è, insomma, ho tirato un sospiro di sollievo, perché sarebbe stato disdicevole parlare di questa bellissima iniziativa se non ci fosse stato il vino. Il vino c'è e siamo tutti contenti. È una giornata in cui sta nevicando e la neve fa sempre allegria, io quindi voglio pensare che questo sia benaugurante per questa iniziativa che ha dei caratteri veramente straordinari. E pensando a quello che è stato detto
fino ad ora, mi è venuto in mente che in realtà in questa regione c'è una straordinaria tradizione che assegna al vino un valore ulteriore e sottolinea soprattutto questo carattere sociale e anche qualcosa di più. E mi riferisco al vino della pace. La cantina di Cormons a partire dall'85 produce un vino che viene distribuito ai governanti di tutto il mondo con questo straordinario messaggio di cui questo prodotto, che non possiamo più chiamare semplicemente alimento, si fa interprete. E dunque io mi trovo nella invidiabile situazione di dover moderare. Il moderatore è quello che si assume tutti gli onori e nessun onere. Tutti pensano che il moderatore sappia tutto di quello che verrà detto, questo vi assicuro che non corrisponde alla verità, almeno nel mio caso. Però insomma io cercherò di tirare un po' le fila delle cose molto significative e molto interessanti che ci diranno i nostri relatori. Quello che vorrei sottolineare prima di dare la parola ai colleghi che parleranno degli argomenti della parte, chiamiamola così, di questa pagina tecnico-scientifica, è un pochino il filo conduttore di queste presentazioni, che sono il legame tra la tradizione e l'innovazione. Il vino è una sintesi di tradizione, soprattutto per quanto riguarda la narrazione che sta dietro il prodotto, ma è anche un concentrato di innovazione e di tecnologia nel garantire il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto di carattere qualitativo. Il fatto stesso che abbia parlato della vigna il nostro amico Moreno Greatti ci sottolinea proprio il rapporto fisico, l'associazione tra una persona fisica, che è colui che segue la vigna, e la seconda persona fisica, la titolare dell'azienda Forkir, che ha messo le mani e ha realizzato il vino. Quindi il vino è un prodotto di persone e questa è una cosa straordinariamente importante da sottolineare per valorizzare anche questa iniziativa. Allora non la faccio tanto lunga comincio a dare a ricordare chi sono i relatori. Parleranno nell'ordine Enrico Peterlunger, che è il nostro docente di viticoltura, Pier Giorgio Comuzzo, che è il nostro docente di enologia, Nicoletta Pellegrini, nostra docente di nutrizione, tecniche, è la nostra nutrizionista, diciamo così, tecniche dietetiche applicate, e infine Andrea Tilatti, che è il docente di storia medievale. Sottolineo solo una cosa, 4 figure appartenenti a 4 ambiti diversi, quindi sottolineo la multidisciplinarietà dei contributi e non sta a me ricordare che la multidisciplinarietà è uno dei fili conduttori degli assi portanti, direi, del nuovo piano strategico che è in fase di redazione. Quindi bando agli indugi e invito Enrico Peterlunger a fare la sua presentazione. Bene, grazie Paolo. Allora io adesso condivido. Bene, allora 2 parole introducendo questa serie di interventi più tecnici su quello che è stato il progetto che poi ha dato origine anche a questo fatto di produrre il vino dell'università con le varietà selezionate presso l'Università di Udine. Allora, questo progetto è iniziato, diciamo, 22 anni fa e l'iniziativa è stata presa appunto dal collega Raffaele Testolin e Michele Morgante e dal sottoscritto, dicendo possiamo nell'ambito delle varietà che dimostrano una maggiore resistenza alle malattie selezionare qualche cosa di nuovo. La situazione era che c'erano già presenti delle varietà, ma che dal punto di vista organolettico non erano molto soddisfacenti. Per cui abbiamo iniziato appunto nel 98 a raccogliere materiali presso colleghi di tutta Europa, chiedendo: voi siete arrivati
fino ad un certo punto nella vostra selezione. Ci date i vostri materiali così possiamo fare un passetto ulteriore e molto con un grande spirito di collaborazione loro ci hanno fornito i materiali che poi abbiamo utilizzato per il programma di incroci e selezione. Nel 2002 sono cominciati gli studi sulle resistenze genetiche, la segregazione dei caratteri, mappe geniche e l'identificazione di marcatori per la selezione assistita. Nel 2005 è cominciata la valutazione agronomica dei semenzali, nel 2006 è stato fondato l'Istituto di Genomica Applicata, spin-off dell'Università di Udine, e che ha partecipato con un ruolo da attore protagonista nel sequenziamento del genoma della vite, che è stato realizzato, il primo sequenziamento che è stato realizzato in assoluto da gruppi di ricerca di Italia e Francia con finanziamento dei due ministeri dell'agricoltura, per cui questo è stato veramente una pietra miliare nell'ambito della selezione. La collaborazione è iniziata poi a quel livello con i vivai cooperativi Rauscedo e questa collaborazione continua tuttora. Nel 2007 inizio delle nanovinificazioni e valutazione sensoriale dei vini. Nel 2015 registrazione delle prime 10 varietà resistenti, o è meglio dire altamente tolleranti, alle malattie, in particolare a peronospora e oidio, presso l'Unione Europea e presso il Ministero Registro Nazionale del Ministero dell'Agricoltura, delle Politiche Agricole, del Registro Nazionale delle Varietà di Vite. Nel 2020 sono state registrate 4 ulteriori varietà derivate da Pinot che presentano questo carattere di elevata resistenza. La selezione assistita da marcatori è un insieme di tecniche che permettono di accelerare il processo di selezione. Non abbiamo usato metodi di OGM per scelta precisa, non è che non potessimo farlo, ma abbiamo deciso di accelerare il processo utilizzando i marcatori molecolari, cioè i microsatelliti, che sono piccole regioni di DNA identificabili e che sono presenti in prossimità di geni di resistenza, per cui evidenziando la presenza di questi microsatelliti nelle selezioni che venivano valutate era possibile vedere la presenza dei geni di resistenza e questo ha accelerato, diciamo, il periodo di selezione. Allora abbiamo acquisito più di 700 accessioni di vite, le combinazioni di incrocio fra genitori di vitis vinifera e donatori di geni di resistenza sono state oltre 500. Ogni combinazione viene prodotta in più di 100 esemplari, 100 figli, diciamo, per cui abbiamo oltre 40.000 semenzali valutati individualmente presso proprio l'azienda Servadei. Abbiamo fatto nano e micro vinificazioni presso prima l'Unione Italiana Vini di Verona e poi presso i vivai cooperativi Rauscedo e il risultato è che appunto ad oggi abbiamo 14 nuove varietà selezionate per resistenza a peronospora e oidio con buoni caratteri agronomici e elevata qualità del vino registrate in Europa e in Italia. Qui vedete alcune immagini, il lavoro inizia con la demasculazione e l'impollinazione fatta manualmente dai ricercatori sulla pianta. Qui vedete le piantine ottenute da dai semi ottenuti da questa fecondazione controllata. Le piantine vengono allevate, poi impiantate in vigneto, difese con la rete antigrandine, vedete, e poi c'è la valutazione agronomica della pianta, il suo aspetto, la sua produttività, la resistenza ai patogeni, alle malattie, valutata in campo, ma anche poi in laboratorio, la vendemmia, vedete qui queste cassette di uva, ciascuna proviene da una pianta, abbiamo fatto il vino e poi l'abbiamo assaggiato, abbiamo visto le caratteristiche di analisi sensoriale di questi vini. Ecco qua vedete un particolare dei fiori demasculati e del pennellino che serve per portare il polline della pianta, diciamo, che fa da padre sui fiori demasculati che sono la parte femminile. E da qui poi questi fiori vengono racchiusi in un sacchetto di carta, protetti, poi raccogliamo l'uva, seminiamo i semi. Selezione per i caratteri agronomici,
il vigore che abbiamo scelto è un vigore medio, un certo ordine nella vegetazione, insomma una posizione dei germogli abbastanza ordinata, che facilita poi le operazioni di coltivazione, la produttività media, un grappolo tendenzialmente spargolo, il che permette di difendere meglio le uve. Ricordo che appunto queste varietà non sono totalmente resistenti a peronospora e oidio, ma richiedono una quota di trattamenti inferiore del 70 o anche 80% inferiore rispetto ai trattamenti sulle varietà convenzionali. Selezione per i caratteri enologici, anche con l'ausilio di strumentazione e poi con dei panel esperti che hanno lavorato appunto per dare una valutazione organolettica di queste varietà. I bianchi selezionati e registrati nel 2015 sono Flertai, Sorelli e 3 figli di Sauvignon, Sauvignon Cretos, Nepis e Ritos. Vi faccio vedere, dato che il nostro oro dei patriarchi è composto da Sorelli e Flertai, ecco questo è il grappolo del Sorelli, abbiamo voluto dare questo nome a questo figlio di Toccai friulano, perché come molti sapranno, insomma, la parola Sorelli significa sole in lingua friulana. Ecco, qui vedete le caratteristiche organolettiche. Il Flertai è questo, messi assieme danno quel vino che è appunto adesso è oro dei patriarchi e che adesso potrete acquistare e degustare. Delle varietà registrate nel 2015 sono anche quei 5 rossi di cui parlava anche Giulia Bianchini, che sono stati messi a dimora nella loro azienda, hanno messo a dimora appunto anche queste varietà rosse. Ecco, fra i vari il Merlot Chorus è molto interessante, così giusto per avere un'immagine. Le nuove selezioni da Pinot sono 2 bianchi e 2 rossi, effettivamente molto interessanti. Questo qua è forse il migliore, un Pinot Corse che ha un colore più intenso rispetto al Pinot Nero, suo genitore diciamo nobile, ma anche degli aromi e dei tannini molto, molto interessanti. Sviluppi futuri, il programma non è terminato, continua, perché sono programmi molto lunghi questi e richiedono decenni per arrivare a dei risultati e il programma prosegue per combinare più geni di resistenza a peronospora e anche a oidio nello stesso genotipo, ma poi stiamo cominciando a lavorare anche su altre resistenze ad altri patogeni, ma poi differenziare il prodotto è un altro obiettivo. Vini per base spumante, vini da invecchiamento, da dessert, uve da tavola, perché chiaramente le uve hanno diverse destinazioni e questo è sicuramente interessante. Per quanto riguarda le nuove tecniche di miglioramento genetico, cisgenesi e genome editing sono sicuramente molto interessanti e promettenti, però per ora nell'ambito della viticoltura ci sono diversi gruppi nel mondo che stanno lavorando, ci sono ricerche in corso, ma non si hanno per adesso risultati immediatamente applicabili. Allora noi rimaniamo aperti anche a alla possibilità di usare questi metodi, ma il miglioramento genetico secondo i metodi classici, storici, ricordati, che ha dato dei risultati, continuiamo ad applicarlo per proseguire. Bene, questi sono i collaboratori al progetto e ringrazio tutti voi per la vostra attenzione. Grazie Enrico per questa rassegna, bella rassegna, una storia che comincia 20 anni fa e che non è finita, e quindi dall'intervento di Enrico io colgo lo spunto per pensare a un nuovo incontro nel quale verranno presentati e messi in commercio i vini che verranno prodotti con le varietà che ancora non abbiamo disponibili, ma che sono in fase di gestazione, otterranno quegli straordinari risultati che hanno già ottenuto quelle attualmente disponibili. L'uva è la materia prima, ma non è sufficiente. Il vino è il frutto di una trasformazione di cui ci parlerà il nostro collega Pier Giorgio Comuzzo, che sottolineerà alcuni degli aspetti tecnologici più importanti che stanno alla base di questa esperienza. Prego Pier Giorgio.
Grazie direttore, buongiorno a tutti. Per prima cosa io ringrazio per l'invito, per essere stato invitato qui oggi a parlare di vino e a presentare il vino dell'università. Io inizio questo mio intervento sottolineando 3 delle parole che abbiamo trovato nella locandina di questa giornata, sulla falsariga di quello che ha già evidenziato sia il nostro rettore che il direttore Ceccon. E queste parole sono vino, università e comunità. Noi facciamo parte di una comunità, dell'università, di una comunità accademica, e il vino è sostanzialmente comunità. Il vino è comunità, è socialità, è condivisione. Una bottiglia di vino si condivide con altre persone in infiniti contesti, che possono essere tristi o felici. Il vino accompagna spesso dei momenti importanti delle nostre vite, no? Qui ho riportato alcuni aforismi, ne trovate a centinaia navigando sul web. Quindi sostanzialmente, vi dicevo, il vino accompagna i momenti importanti della nostra vita, e questo connubio tra vino e comunità e socialità viene evidenziato già dalla Bibbia, no? Pensate all'ultima cena o alle nozze di Cana, non hanno più vino, dice la madre di Gesù. E ultimamente, recentemente, questo ce l'ha fatto notare anche Papa Francesco, no? Dicendo: non c'è festa di finire. Ovviamente il vino che conoscevano i nostri nonni, o ancora l'uomo prima di loro, è un vino diverso da quello che troviamo in commercio adesso, perché il vino è cambiato nel corso del tempo, ed è cambiato nel corso degli ultimi, in maniera molto importante, nel corso degli ultimi 20-30 anni. Quindi il vino di ieri non è più quello che troviamo oggi nei nostri bicchieri. E perché questo? Perché è cambiato il consumatore. Questo vecchio tipo di consumatore, magari ancora legato ai ricordi di molti di noi, insomma, è cambiato, e di conseguenza anche il vino nei nostri bicchieri è cambiato, non solo dal punto di vista compositivo, dal punto di vista della limpidezza, della stabilità, delle caratteristiche organolettiche, ma anche dal punto di vista del vestito. Quindi il fiasco, le vecchie tipologie o la damigiana, hanno lasciato il posto a diverse tipologie di contenitore, diverse tipologie di packaging, che sono più eleganti, più accattivanti, più attrattive, e anche questo vecchio target di consumatore ha lasciato il posto a un nuovo target di consumatore, a un nuovo stile di consumatore, che è più attento agli aspetti qualitativi del consumo di vino e meno alla quantità. Quindi non è una frase fatta: oggi beviamo meno, ma beviamo meglio. Ecco, questo nuovo target di consumatore ha determinato e sta determinando quello che menzionava il direttore Ceccon, una forte spinta all'innovazione nel settore enologico, tant'è che negli ultimi anni stiamo assistendo a un ulteriore cambiamento del settore del vino, perché l'abbiamo sentito anche nella presentazione dell'azienda Forchir. Il consumatore, questa nuova tipologia di consumatore, più attenta solo agli aspetti sensoriali, ma è attenta anche ad altri elementi, che sono elementi legati alla sostenibilità, alla riduzione dell'uso di input chimici, di additivi chimici. In particolare sentiamo spesso parlare di anidride solforosa e solfiti, li leggiamo sull'etichetta dei vini, no? Sono dei composti che vengono utilizzati ampiamente, sono ritenuti un additivo insostituibile nel mondo del vino, per il loro ruolo antimicrobico e le loro proprietà antiossidanti. Ecco, c'è un piccolo problema, che queste sostanze sono estremamente nocive e sono estremamente allergeniche. Ecco, quindi uno degli obiettivi principali in quest'ottica è la riduzione dell'impiego di questi additivi. E per ridurre questi additivi, da un lato vengono introdotti nuovi metodi fisici basati su tecniche fisiche, metodi di stabilizzazione, di limpidimento, e questa necessità, questa propensione nella riduzione dell'uso di input chimici determina una forte spinta all'innovazione del settore. Ha determinato negli ultimi anni lo sviluppo la produzione di nuove conoscenze, di nuovo know-how.
tant'è che ultimamente si sta parlando di enologia di precisione per raggruppare appunto le tecniche mirate attraverso il monitoraggio puntuale di quello che accade durante la filiera di trasformazione, attraverso la gestione di parametri chimici e parametri di processo. Quindi questa analogia di precisione è l'insieme delle tecniche che ci consente appunto la riduzione di questi additivi e ci consente di orientarci verso una filiera produttiva più sostenibile. Ecco, in questa logica abbiamo detto che il vino cambia vestito, cambia veste. In questa logica, e veniamo un pochino più nel merito della discussione di oggi, della presentazione di oggi, in questa veste nascono anche dei nuovi concept di packaging. Uno di questi è il bag in box. Il bag in box che cos'è? È sostanzialmente un sacchetto in materiale plastico che protegge il vino dal contatto con l'aria e con la luce, che viene inserito all'interno di una scatola in cartone che può essere più o meno decorata. Il bag in box attualmente è considerato uno dei migliori alternativi al vetro per il confezionamento dei vini. Questo contenitore permette, tra gli altri vantaggi, di preservare la freschezza del prodotto e le caratteristiche sensoriali del prodotto durante tutto il periodo di consumo, perché questo sacchetto, nel momento in cui noi andiamo a spillarci un bicchiere di vino, aderisce al vino che rimane al suo interno, riducendo il contatto con l'ossigeno, eliminando il contatto con l'ossigeno, cosa che non avviene, ad esempio, in un contenitore in vetro di ugual volume. Quindi miglior conservabilità del prodotto durante l'intero periodo di consumo, il tutto con elevati standard di qualità igienico-sanitaria, sia dal punto di vista del confezionamento del prodotto in azienda, sia dal punto di vista poi della conservazione a livello familiare, a livello domestico. Il bag in box poi è un contenitore che ben si integra con gli aspetti della sostenibilità di cui abbiamo parlato, perché i materiali al suo interno sono al 100% riciclabili. Inoltre il bag in box ha anche un altro aspetto positivo, che è legato al trasporto. È un contenitore di forma cubica, quindi parallelepipeda. In questo modo noi riusciamo a riempire al meglio gli spazi all'interno del container, diciamo, e a parità di, tra virgolette, inquinamento legato al trasporto, riusciamo a mobilitare una maggior quantità di prodotto. Quindi anche da questo punto di vista c'è un aspetto positivo sul rispetto dell'ambiente. Veniamo quindi ai nostri vini. Quali sono le peculiarità di questi due prodotti? Per questo mi sono confrontato con l'enologo dell'azienda Forchir, che conosco da vecchia data, il signor Sergio Biasinuto, che mi ha, diciamo, indicato quali sono stati un po' i punti di forza di queste vinificazioni. In primis la cura delle uve. Mi è stato detto che le uve, parole testuali, erano perfette, quindi la qualità eccezionale, la cura delle uve, come abbiamo sentito dalla relazione di Moreno Greatti, è il punto principale per ottenere un vino di elevata qualità, di un elevato standard qualitativo. Quando abbiamo uve sane possiamo vinificare a un basso livello di solfiti. Qui il livello di solfiti utilizzato è stato decisamente basso, siamo a valori che oscillano attorno al 40% del limite massimo consentito dalla legge, quindi siamo ben al di sotto dei massimali di legge. Come è stato possibile ottenere questo? Attraverso l'impiego di processi di lavorazione di tipo fisico, ad esempio dei sistemi come la flottazione, che consentono il rapidissimo impedimento dei mosti e l'inoculo altrettanto rapido di lieviti selezionati con l'innesco della fermentazione alcolica. Diciamo che quando il vino fermenta, la fermentazione stessa lo protegge dagli effetti negativi dell'ossigeno. La fermentazione poi è stata monitorata, è stata controllata la temperatura, è stata controllata la composizione dei mosti in maniera tale da assicurare le migliori condizioni nutritive. Infine, sempre attraverso procedimenti fisici, è stato possibile eliminare e ridurre il contenuto di ossigeno prima dell'imbottigliamento. Queste tecniche sono delle tecniche sviluppate diciamo negli ultimi decenni. Per la flottazione, ad esempio, c'è un contributo molto importante da parte dei ricercatori del nostro Ateneo, il professor Zironi, il professor Celotti,
e sono tecniche che consentono appunto la minimizzazione di altri input di tipo chimico. Unitamente a questo, il mondo della ricerca mette a disposizione delle aziende degli antiossidanti naturali come i tannini enologici che sono stati utilizzati anche in questo caso per consentire un'ulteriore riduzione del livello di solfiti. Infine, last but not least, come dicono gli inglesi, questi vini hanno un grado alcolico attorno al 12,5, quindi un grado alcolico relativamente contenuto, e questo, come ci spiegherà sicuramente in seguito la collega Nicoletta Pellegrini, è sicuramente qualcosa di positivo quando parliamo di consumo di vino. Pinot Grigio e Oro dei Patriarchi, quindi due prodotti diversi. Il Pinot Grigio è una varietà che non è propria della nostra regione, ma che qui si è ambientata bene, si è ambientata molto bene. La coltivazione del Pinot Grigio qui in regione è ben consolidata, porta a prodotti che sono ben caratterizzati e che godono anche di un buon apprezzamento al di fuori dei confini italiani. Il Pinot Grigio friulano è decisamente apprezzato in alcuni paesi come gli Stati Uniti. Dall'altra parte abbiamo l'Oro dei Patriarchi, che è prodotto a partire da due delle nostre varietà resistenti, Flertà e Soreli, che come abbiamo sentito e come sappiamo sono uno dei punti di forza del nostro Ateneo, no? Un po' un vanto del nostro Ateneo. Il senso di comunità ci deve far gioire di questo, nel senso che è un risultato che abbiamo sentito dalla relazione di Enrico Peterlunger, che è stato raggiunto attraverso lo sforzo e il lavoro intenso di molti dei nostri colleghi, e quindi deve essere qualche cosa che ci lega sostanzialmente, no? Parliamo comunque di ibridi, di varietà ibride, e per una regione come la nostra parlare di ibridi ci riporta indietro nel tempo, alla viticoltura e alla tradizione dei nostri nonni. Ma come abbiamo sentito dalla relazione del professor Peterlunger, questa è una tradizione che si innova e che viene rivista nell'ottica di quell'innovazione mirata alle produzioni sostenibili di cui abbiamo appena parlato. Quindi tradizione e innovazione che vanno di pari passo, come già ci ha fatto notare il direttore Ceccon, no? E qui voglio concludere con una massima di Oscar Wilde: che cos'è la tradizione se non un'innovazione ben riuscita? Ecco, detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere rimasto nei tempi e ripasso la palla al direttore. Grazie a tutti. Grazie Pier Giorgio. Allora, se parliamo di citazioni, io devo ricordare sempre una che ho risentito poi ieri sera casualmente ricordata dal nostro ex rettore, che l'innovazione è disubbidienza andata a buon fine, quindi anche questa capacità dirompente dell'università come sede della libertà di espressione, della capacità quindi di esprimere innovazione va come sempre sottolineata. Volevo riprendere, per legare la presentazione di Pier Giorgio a quella di Nicoletta Pellegrini, un concetto che faceva parte delle prime slide della sua presentazione, cioè questa transizione che si è verificata nel corso degli anni da vino alimento, vino fonte di energia. Tutti forse i più anziani ricordano di come nelle nostre campagne, ma anche nelle fabbriche, si utilizzava il vino in quantità elevate proprio perché rappresentava un'importante fonte di energia. Ecco, da vino fonte di energia a vino fonte di piacere, ma fonte di piacere con cautela. Il consumo del vino va affrontato con una certa cautela, e di questo parlerà Nicoletta Pellegrini. Prego Nicoletta. Sono molto contenta di essere qua a partecipare a questo evento dell'università. Condivido la mia presentazione. Ok, il mio è un ruolo ovviamente un po' complicato da svolgere, perché come diceva prima il direttore, come ha scritto nella mia prima diapositiva, sono una nutrizionista e quindi faccio un po' l'avvocato del diavolo, in un consenso dove il nostro obiettivo è quello di vendere il vino dell'università. Ma d'altra parte vi devo appunto sottolineare che
vi sono diversi aspetti da considerare quando parliamo di bevande alcoliche, quindi di appunto bevande che contengono alcol, tra cui ovviamente il vino. Questi ho immaginato di due facce della stessa medaglia sostanzialmente, perché le bevande alcoliche hanno sia effetti positivi che negativi sul nostro organismo e questi effetti dipendono anche dalla nostra modalità di consumo. Partiamo ovviamente da quelli positivi, quindi dalla faccia di sinistra. Questi aspetti positivi sono stati per la prima volta riportati in una prestigiosa rivista che è The Lancet nel 1979, quando un ricercatore americano, esplorando la mortalità per diverse cause in popolazione tra uomini e donne tra 55 e 64 anni, mise in luce che la mortalità per malattie ischemiche era inversamente proporzionale al consumo di alcol e in particolare questo effetto positivo protettivo era legato sostanzialmente al vino e non alle altre bevande. Da allora sono stati fatti moltissimi studi sia di tipo epidemiologico che nel tentativo di cercare quali fossero i meccanismi per cui si aveva questo effetto protettivo sulla mortalità cardiovascolare. Giusto una piccola nota personale, anch'io ho contribuito con una tesi di dottorato oramai qualche anno fa, intitolata proprio Alcol e componenti minori del vino rosso, influenza sull'emostasi in moderati bevitori. Vi riporto, giusto per brevità, solo un articolo di un ricercatore sempre italiano che ha valutato tutta una serie di studi che mettevano in relazione appunto il consumo di alcol e in particolare il consumo di vino sugli eventi cardiovascolari fatali, sul rischio di eventi cardiovascolari fatali o non fatali. E come vedete qua in realtà si ha un minimo di rischio per un consumo di circa 21 grammi di alcol al giorno, che sono corrispondenti a circa 2 bicchieri di vino. Questi effetti protettivi sono probabilmente, perché ancora i meccanismi non sono noti, legati a un miglioramento della funzione endoteliale, a un miglioramento del profilo lipidico, in particolare un aumento delle HDL, che sono quindi positive, e anche una riduzione dell'aggregazione piastrinica, così come avevo visto io appunto nella mia tesi di dottorato. Però, ahimè, abbiamo anche un risvolto negativo. E questo risvolto negativo riguarda il fatto che le bevande alcoliche, in particolare quindi l'alcol, è promotore del cancro, quindi in qualunque sede tumorale. In questa diapositiva vi riporto quelli che sono i risultati dell'American Institute of Cancer Research riguardo al rischio di cancro del colon retto con un aggiornamento appunto al 2017. Come vedete vi è un'evidenza forte e convincente che le bevande alcoliche siano uno dei fattori di rischio di questa patologia, che è sostanzialmente la terza causa di morte anche nella popolazione italiana. Perché l'alcol potrebbe essere un promotore? Anche in questo caso ovviamente i meccanismi sono ipotizzati e riguardano il fatto che l'alcol è un solvente, quindi altera la membrana cellulare, facilita l'ingresso dei carcinogeni o delle sostanze potenzialmente dannose a livello sia intestinale che in altri distretti, in presenza di elevate quantità di alcol, quindi a elevati consumi, si producono sostanze prossidanti e si ha una minor riparazione del DNA.
Però dobbiamo aggiungerci un altro dettaglio. Il dettaglio è che una volta che voi consumate una bevanda alcolica, quindi contenente alcol, l'alcol viene velocemente assorbita a livello di tutto il tratto intestinale, aumentando appunto il grado di alcolemia, quindi di alcol nel sangue. A questo punto sarà il fegato che, come vedete in questa diapositiva, per l'80% detossificherà questa sostanza che non è considerato un nutriente dall'organismo e quindi deve essere rimossa velocemente. La velocità di degradazione però dipende per esempio dal genere, per cui le donne hanno una capacità di detossificazione dell'alcol minore rispetto all'uomo. Ma non solo, c'è un altro aspetto da considerare molto importante che ci lega quindi al concetto di modalità di consumo. Se io consumo una quantità di vino, come in questa diapositiva, che a digiuno, avrò una velocità di assorbimento e quindi che si tradurrà in un valore alcolinemico molto alto, che sarà più alto se la stessa quantità la consumo durante un pasto, perché durante un pasto ho un effetto di diluizione legato agli altri alimenti e alle altre bevande che posso aver consumato contestualmente. Quindi che cosa possiamo raccomandare come Società Italiana di Nutrizione Umana, che si occupa di definire i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti e energia per la popolazione italiana? Tenendo conto dei due aspetti considerati, quindi da una parte il rischio di cancro e dall'altra il possibile effetto positivo di piccole quantità di etanolo sulla mortalità cardiovascolare, si definisce un consumo a basso rischio, quindi non tanto una vera e propria raccomandazione, perché come dicevo prima l'alcol non è un nutriente, quindi non è utile al nostro organismo. Ci sono persone, ahimè, che sono completamente astemie e quindi non compreranno il nostro vino, ma magari lo regaleranno. Però il consumo quindi non è una raccomandazione ovviamente al consumo, ma semplicemente una considerazione che se lo vuoi consumare, la quantità giornaliera di etanolo da introdurre è 2 unità alcoliche nell'uomo, corrispondente a 20-25 grammi giorno e 1 unità nella donna e nell'anziano. Nella donna per la diversa velocità di degradazione e di metabolizzazione, nell'anziano perché anche per lui si riduce questa velocità di metabolizzazione. Ovviamente nessun consumo in condizioni patologiche, in età inferiore ai 18 anni, in gravidanza, in allattamento, con assunzione di farmaci, guida, storia pregressa di alcolismo e altre dipendenze. Ovviamente devo sottolineare, così come ricordava anche il collega prima, che il volume che contiene questa unità alcolica dipende dalla tipologia di bevanda alcolica che consumiamo. Quindi, giusto appunto, parlavamo del fatto che il nostro vino ha un 12% di grado etilico, quindi il nostro bicchiere sarà 125 ml e quindi nel caso delle donne un solo bicchiere al giorno, nel caso dell'uomo 2 bicchieri. Ovviamente sarà diverso nel caso in cui consumiate altre bevande alcoliche. E con questo vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Nicoletta. Grazie soprattutto perché dopo le tue parole possiamo tirare un sospiro di sollievo. Bere sì, con moderazione, con attenzione rispetto a quelli e soprattutto con la consapevolezza di quelli che sono i rischi di un eccesso nell'assunzione di bevande alcoliche. Bene, ci avviamo verso l'ultima presentazione. Andrea Tilatti è il nostro storico e nella sua presentazione nuovamente si ripresenta questo tema che è il rapporto tra il passato e il presente. Ci parlerà di una famiglia che noi tutti conosciamo bene e soprattutto del ruolo che ha il vino, che ha avuto il vino allora come oggi nell'instaurare relazioni sociali e perché no anche economiche. Prego Andrea, la parola a te.
Grazie, io non condivido slide, ho però uno sfondo diverso da tutti gli altri che riproduce l'immagine del personaggio di cui parlerò soprattutto oggi, cioè Daniele Florio. Due brevissime premesse. La famiglia Florio ha molto a che fare con l'Università di Udine, fino a pochissimo tempo fa la sua casa era sede del rettorato, adesso il rettorato si è trasferito in un'altra sede che è stata donata dall'ultimo erede della famiglia Florio, e nel 2013 la famiglia Florio, anzi il professor Maseri, ha voluto donare anche la biblioteca, la bellissima biblioteca proprio messa insieme dal personaggio che sta alle mie spalle nel pieno Settecento, ma insieme con questa biblioteca ha donato anche l'archivio. Non si vede mai l'archivio, la biblioteca è bella da vedere, ma l'archivio è altrettanto importante, perché da lì tiro fuori quelle poche notizie che vi do oggi. La seconda premessa è che siamo appunto nel Settecento, verso la metà del Settecento, quando un altro personaggio illustro udinese, Antonio Zanon, anche lui insomma ben noto qui in Friuli, scriveva fra i tanti suoi trattati anche uno che si intitolava Dell'agricoltura, delle arti e del commercio in quanto unite contribuiscono alla felicità degli stati. E in quel libro, che poi è in diversi volumi, egli riconosceva insomma la funzione fondamentale dell'agricoltura per il Friuli, ma la orientava verso nuovi orizzonti che erano orientati appunto al saper fare agricoltura, seguendo i saperi delle accademie, al saper stare sul mercato, quindi a produrre sul mercato, e tutto questo unito a un amore per la comunità del Friuli, anche dell'emigrato a Venezia per lavorare. In questo contesto, proprio facendo un confronto con l'Inghilterra, la produttività e le capacità imprenditoriali inglesi, dice Zanon, magari gli inglesi sarebbero felici di avere i nostri refoschi, i nostri piccolitti, i nostri cividini, le nostre ribolle, no? Se avessero queste cose sarebbero ancora più ricchi, ma noi dobbiamo vantarle, perché sono dei vini che sono sono migliori di quelli più famosi della Francia, e anzi dobbiamo stare attenti, perché se i francesi se ne accorgono ce li rubano, e poi con la loro capacità, la loro bravura potrebbero anche migliorare. Faceva riferimento soprattutto al piccolit. Ora, Zanon ci ricorda anche che a Venezia una bottiglia di piccolit, attorno alla metà del Settecento, veniva venduta a un prezzo doppio o anche triplo di un Borgogna di alta qualità francese, per cui era un prezzo veramente considerevole. Ecco, il passaggio è quello di Florio, da dove tiravano i loro principali benefici economici Florio. La loro economia, e qui c'è anche il rapporto con Zanon, si basava soprattutto sullo sfruttamento razionale e intensivo delle loro numerose aziende che in Friuli avevano, e su due prodotti destinati al mercato, cioè da qui proprio l'idea anche che l'agricoltura non fosse destinata solo all'autoconsumo, ma a una commercializzazione. Cosa commercializzavano? In particolare due cose: il vino soprattutto, e il frumento, cioè il grano, che era destinato appunto ai mercati. Ma il vino all'interno della produzione del Florio aveva una dimensione sia quantitativa sia qualitativa. La grande massa era per quel vino considerato alimento, come abbiamo sentito dire, che andava a rifornire distinto in rosso o bianco i mercati, le osterie della città, ma anche finiva anche altrove. Però c'era anche una produzione qualitativa che, proprio anche facendo tesoro delle indicazioni di Zanon, i Florio avevano pensato, ed era una produzione qualitativa che si sostanziava soprattutto in due prodotti, cioè il refosco e il piccolit, appunto.
ora è da tutti noto, è a tutti noto, almeno quelli che si interessano di queste cose, che il Picolit in Friuli soprattutto era un merito, diciamo, quasi un appannaggio di Fabio Asquini, di Fagagna, ma anche i Florio, insomma, pur in relazione con gli Asquini, hanno avuto una loro produzione interessante, e proprio quel personaggio che sta alle mie spalle, Daniele, se ne servì proprio per costruire una comunità che era una comunità di appassionati del vino in sé, ma anche una comunità che tesseva appunto relazioni sociali di alto livello, ma relazioni economiche, insomma uno stare insieme attorno a quella bottiglia di vino che si condivideva. E io ovviamente non posso fare una panoramica completa, ma vi cito proprio 3 o 4 indicazioni che derivano dalla lettura dell'epistolario che copiosamente Florio riceveva, quotidianamente riceveva dai suoi corrispondenti sparsi in tutta Europa. Bene, un grande appassionato dei vini dei Florio era il conte Camillo di Colloredo. Nella complessità della famiglia dei Colloredo era un personaggio che risiedeva fra Vienna e la Slesia, dove probabilmente aveva degli interessi economici molto radicati, e richiedeva continuamente l'invio di bottiglie di Picolit, ma che era destinato per esempio anche ad allietare il matrimonio della figlia, e lì si vede poi tutta una serie di relazioni sociali con la nobiltà viennese e con la corte di Vienna, però insomma Colloredo era, per quanto riguarda se stesso, soprattutto appassionato del Re Fosco, ed è insistente il segretario di Colloredo che chiedeva appunto l'invio, e qui è interessante poi vedere come viaggiava il Re Fosco, che da Udine o comunque da Persereano andava verso Trieste, da Trieste poi risaliva verso Vienna, e quindi anche i movimenti commerciali. Questo è un personaggio della grande nobiltà friulana, ma radicata in Austria. Un altro personaggio di natura del tutto diversa era il libraio favorito di Florio, che si chiamava Scapin, era un padovano, e Florio in questo caso amava regalargli sia il Re Fosco che il Piccolito, ma perché? Per garantirsi i migliori pezzi del libraio, insomma c'era concorrenza nell'acquisto dei libri, no? E Scapin insomma si scrive ringraziando e dicendo: va bene, grazie alla sua munificenza, alla sua cortesia, potrò anch'io far bella figura con altri miei clienti, ma sia sicura che terrò sempre in considerazione come prime le sue richieste. Identica, diciamo, funzione, questa volta più propriamente diplomatica, lo vediamo fungere, insomma, il Picolit nei rapporti che Florio, in questo caso, vantava con l'ambasciatore veneziano a Napoli. Siamo sempre negli stessi anni, fra gli anni 60 e gli anni 70 del Settecento. In questo caso si chiamava Cesare Vignola, questo ambasciatore. Florio spedisce appunto delle bottiglie di Picolit e in cambio di fatto qual è il risultato? Che Vignola lo condivide con i nobili della corte borbonica, ma anche introduce le poesie, la letteratura di Florio nella corte napoletana, e in cambio fa di nuovo avere libri, favori e conoscenze, diciamo così, di ritorno da questo altro ambito importante, perché appunto uno dei terminali del Picolit friulano erano le corti europee, sicuramente queste due che vi ho ricordato, ma anche altre, perché poi l'epistolario è molto ricco. Ultima cosa che vi dico, perché poi se no il tempo diventa tiranno anche per voi.
che insomma c'erano anche dei piccoli segreti che erano relativi al Picolit e che riguardavano non tanto o meglio, lo riguardavano in maniera, come dire, passiva il nostro Francesco e il nostro Daniele, scusate che mi vedete alle mie spalle, perché il fratello Francesco, fratello maggiore, che era un sacerdote, era anche primicerio del Duomo, quindi vice vescovo dell'arcidiocesi udinese, ma spediva al nipote, cioè uno di Daniele Florio, che studiava a Bologna, all'Università di Bologna, spediva tramite l'altro fratello delle bottiglie di Picolit in nascostamento e raccomanda al suo nipote di dire: non scrivete, non rispondete a me, non accusate a me ricevuta di queste bottiglie, perché io faccio vedere tutte le lettere che mi mandate anche a mio fratello, cioè a vostro padre, no? E per cui insomma è meglio che vostro padre queste cose non le sappia, no? Perciò c'è anche questa cosa che tanto piace agli universitari, no? Che fanno le cose all'insaputa dei genitori, piccole marachelle in questo caso, anche costosette un po', però che ci danno il senso di come 2 secoli e mezzo fa i comportamenti attorno anche al vino fossero molto simili a quelli che noi oggi celebriamo e facciamo per stare insieme. Vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo te, Andrea, per queste bellissime suggestioni. Beh, innanzitutto osservando che così come il padovano Scapin, anche il padovano Ceccon apprezza il refosco e il Picolit di queste terre. E poi perché insomma la storia ci insegna, insomma, da quello che ci hai detto, qualche suggerimento per il rettore forse di ad esempio mandare un bag in box, oppure non so, crepi l'avarizia, anche un paio di bottiglie di olio dei patriarchi al ministro Manfredi, potrebbe non essere una cattiva idea. Bene, con una battuta alla quale il rettore sta rispondendo. Raccolta, gliel'avrei data anche personalmente, ma non c'è stata occasione. Con questa battuta allora io concluderei, mi accingerei alla conclusione per poi passare nuovamente la parola alla professoressa Filì. Io non voglio come il collega Comuzzo citare il Vangelo, ma mi accontento molto più modestamente di ricordare una canzone che forse i più vecchi di noi si ricordano, i meno giovani, anzi di noi forse si ricordano, di Giorgio Gaber, che cantava: se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Ecco, noi l'idea non ce la mangeremo, ma la berremo. E io credo che con questa costruzione, con questa bellissima iniziativa di dare un valore di comunità al nostro vino, una piccola rivoluzione l'abbiamo fatta. Quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio coloro che a questa cosa hanno pensato, li ha già tutti ricordati Edi Piasentiera all'inizio di questa mattinata e sono sicuro che questo rimarrà nel tempo come un momento importante della storia della nostra università. Valeria, se vuoi portare le conclusioni. Sì, conclusioni che avete già fatto, certamente un gesto concreto proprio di una Uniud che sia inclusiva di tutti, abbiamo visto dal prodotto al prezzo. Ringraziamo davvero tutti coloro che hanno lavorato per il vino e tutti coloro e tutte coloro che hanno lavorato per questo evento. Grazie in particolare poi al supporto ovviamente del magnifico rettore e del direttore generale. Quindi un caro saluto a tutte e a tutti e ci rivediamo poi, se vogliamo, su Play Uniwood per riassistere a questo bellissimo evento. Grazie. Grazie a te, a tutti. Buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti, grazie mille. Grazie. Ciao.